chiamo Alberto Montresor e sono il champion di Coder Dojo Verona, cioè uno dei fondatori e quello che lo dirige. All'interno dell'evento in Veneto oggi animiamo le attività del pomeriggio, ovvero proponiamo uno dei nostri eventi, un laboratorio per i ragazzi delle scuole elementari, medie e primi anni delle superiori, in cui possono imparare a programmare, a lavorare con dei piccoli robot educativi, a utilizzare Arduino, a stampare 3D e così via. Oggi per noi è una giornata un po' particolare perché questo è un evento molto importante. Noi facciamo sia la nostra attività standard, che è quella che ho appena descritto, ma anche Zanshin Tech, che è invece un'attività dedicata alla conoscenza dei pericoli che possono esserci all'interno della rete. Normalmente ai nostri incontri partecipano una sessantina di ragazzi, oggi forse sono anche qualcuno in più, e inoltre, diversamente dal solito, abbiamo anche un'attività per i genitori. Faranno Zanshin Tech anche loro e poi faranno un'attività in cui andrò a spiegare quali sono i fondamenti pedagogici di quello che stiamo facendo.